Montana c'è stata una nuova manifestazione questa mattina organizzata dai comitati contrari che hanno percorso parte del tracciato in bicicletta, un'opera giudicata troppo costosa, inutile e impattante, e assicurano i comitati un'opera che si può ancora fermare. Sentiamo Antonello Profita. Sono partiti alle 10 da Montebelluna in bicicletta, qualcuno era salito in sella alle 9 da Treviso, ora tutti qui a Fanzolo di Vedelago per dire no alla pedemontana. Perché pensiamo che sia uno scempio dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale ed economico. Nessun privato vuole metterci un quattrino perché sanno tutti che la cosa è in perdita. Non credete che sia troppo tardi? No, assolutamente non è tardi, perché qua nel Trevigiano sono stati fatti solo dei buchi, delle cave che possono essere tranquillamente tappate. Nel Trevigiano, dicono, è stato completato solo il 23%, neppure un quarto dell'opera progettata. Fermare tutto allora si può e si deve. Ho fatto una battaglia anche per il quarto lotto della tangenziale dove abito, sempre a Treviso. Sempre soldi spesi, 3 chilometri, 80-90 milioni di euro per andare fuori perché devono fare un altro centro commerciale. Al comitato no alla pedemontana hanno aderito anche WWF, Italia Nostra, Sinistra Italiana, Centro Sociale Django e Rifondazione Comunista. Inutile e dannosa, è l'ennesimo consumo di un territorio già martoriato, quello veneto, e che ne paga molto spesso sul piano ambientale le conseguenze. Luogo del ritrovo un terreno scelto non a caso, è quello di Evelino Signori, uno degli espropriati che non hanno avuto indennizzo. Indennizzi che non sono arrivati e secondo alcuni non arriveranno mai. Azzardano la previsione, i soldi della regione serviranno a pagare solo imprese, appalti e subappalti. E ora la vicenda.